Buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con The Best Sandwich. Siamo alla terza eliminatoria e questa sera andremo a valorizzare un prodotto in particolare, ovvero la cipolla di Cavasso. Chissà i nostri tre concorrenti come si sono preparati per la preparazione del panino, ma loro invece sono preparatissimi. I nostri giudici, partendo da Annalisa Sandri. Buonasera a tutti, bentrovati. Cipolla di Cavasso, vuoi dirci già qualcosina? Beh, ti posso dire che è un prodotto eccezionale, è un prodotto friulano. Cipolla di Cavasso, Castelnovo, Valcosa. Sono un pochino diverse una dall'altra, però comunque sono delle cipolle molto croccanti e molto dolci. Fare un panino utilizzando la cipolla penso che non sia assolutamente una difficoltà per i nostri concorrenti. La cipolla viene usata nei panini normalmente. Bisognerà vedere come valorizzeranno questa cipolla e quanto riusciranno a stupire le nostre papille gustative. Chissà i nostri due nuovi giudici cosa diranno, in particolare la miglior assaggiatrice in Italia, terza classificata per quanto riguarda il formaggio ed è anche stata la migliore assaggiatrice nel Triveneto nel 2019. Lei è Linda Del Ben, lei si occupa di marketing alla Del Ben Formaggi Latteria Aviano. Benvenuta Linda. Grazie mille per avermi invitata. È una bella sfida questa perché io sono abituata ad assaggiare formaggi in purezza e oggi vediamo se magari ci sarà in qualche panino o come mi diletterò ad assaggiare anche tutti gli altri ingredienti. Il naso è allenato, il palato pure, ora vediamo perché è una bella sfida anche per me. È sicuramente il naso allenato, anche quello di Maurizio Ravasio, sommelier. Benvenuta a The Best Sandwich. Grazie mille, benvenuti e bentrovati tutti quanti. Sì, il naso è allenato perché io mi occupo soprattutto di vino, però diciamo che nei miei trascorsi ho anche fatto cucina eccetera e quindi sono qua, anch'io molto contento di essere stato invitato e spero di stupirmi insomma vedendo questi preparatori di panini e vediamo un po' come abbineranno questa cipolla che ritengo un grande prodotto della nostra regione. Maurizio, poi sei beato tra le donne in giuria, quindi anche per quello sono molto fortunato. Molto bene, vediamo invece come si sono allenati i nostri concorrenti nel coaching, questa volta preparato da Annalisa Sandri e Elena Soldi. Buongiorno, benvenuti, ben arrivati alla quinta edizione di The Best Sandwich, questa sfida che facciamo qui ogni anno al Pala Gourmet e che vede voi oggi come protagonisti di questa puntata. Io spero che siate ben motivati e ben carichi, sarà una puntata molto bella con un ingrediente veramente interessante perché parleremo della cipolla di Cavasso. Interagire anche fra di voi, è una crescita, anziché rimanere sempre nel mio locale, il fatto che ti stai mettendo veramente in discussione e ti fa onore questa cosa perché comunque dai un esempio anche ai tuoi collaboratori. Chi sarà il primo concorrente lo scopriamo nella clip. Ciao, sono Francesco Dalle Crode, fondatore del gruppo King Pub. Oggi porterò il panino Poesie di Cavasso. È un panino a chilometro zero perché abbiamo utilizzato il manzo del Friuli, il pane prodotto da noi e abbiamo utilizzato tutti i prodotti di Io sono Friuli Venezia Giulia. Francesco Dalle Crode, il primo concorrente. Vieni Francesco, benvenuto del King's Pub Group.
Come si chiama intanto il tuo panino? Poesia di Cavasso. 10 minuti di tempo, partiamo subito con la preparazione, perché appunto oltre al pane tu hai scelto naturalmente la cipolla di Cavasso, poi hai la valeriana hamburger di manzo, mela, zucchero, crema di maione e cipolla di Cavasso e, come abbiamo detto, il pane al latte. È corretto? Ho detto tutto? Giusto. L'hamburger di manzo viene prodotto da bestie coltivate che pascolano nel nostro bellissimo Friuli Venezia Giulia, nella zona di Tarvisio, Tolmezzo. Ecco, la cipolla tu già la utilizzi nei tuoi locali? Sì. Quindi insomma sei esperto di questo tipo di prodotto, lo conosci bene? Sì, sì. Possiamo dire così. Di solito la facciamo più che altro caramellata, Ah, non cotta solo alla piastra. ok. Che questa volta abbiamo optato di lasciare stare il caramello. Ah, ok, proprio per valorizzarla al meglio probabilmente. Molto bene. Però avete caramellizzato o caramellato la mela? Sì. leggevo No, la mela nella no. ricetta. No? Doveva essere caramellata, abbiamo visto che portava Ah, troppo ecco, la ci perdita sta. del gusto, Ok. perché abbiamo utilizzato mele bio. E Ah, quindi ok. vogliamo accentuare il gusto. Quindi non c'è questa parte. Quindi hai cambiato. fatto bene. Niente caramellizzazione, niente, non so, Maillard, eccetera, eccetera. Quindi qua sentiremo i gusti precisi, insomma, di quello che sono gli ingredienti. Sì. Va bene. Molto bene. Ti chiedo una cosa, Francesco. Gli hamburger sono già cotti a bassa temperatura? Li devi mettere su? No, sono freschi, vengono cotti al momento a Li cuoci 240 adesso gradi. tu? Sono al forno, Sono al forno infatti. adesso. Ecco, mi sono perso il passaggio. Ecco, quindi racconta anche come hai preparato, come prepari il panino adesso, proprio la preparazione. Allora, questa è una salsa di cipolla, un po' di aceto e maionese. Le cipolle per la salsa le avevi preparate? Di Cavasso. Ok. Abbiamo mantenuto sempre- quello senz'altro. Come hai preparato questa salsa? Che magari qualcuno vuole provare a farla a casa? Viene frullata, praticamente vengono messi prima gli ingredienti, la cipolla, poi viene Sì. messa la maionese, Sì. nel momento che è diventata un po' di pastella la cipolla nel frullatore, poi viene messo un goccio di aceto giusto per dare un po' di... togliere un po' il discorso del bruciore della cipolla, tra virgolette, che rimane sul palato. Ok. È interessante, no, Alexis? Perché alle volte vedi questi panini, no? Sei a casa davanti alla TV, ti parte la salivazione e dici lo farei anch'io, però magari noi tanti, perché i minuti sono 10, quindi sarebbe difficile diversamente, abbiamo tanti prodotti che sono già pronti. Ed è bene anche sapere, no? Dare qualche indicazione se uno vuole provare a proporre Quindi il strato panino di a casa. maionese, Sì. poi Valeriana, valeriana. immagino. Valeriana, Ok. L'hamburger lo tiene ancora un bel po' in forno, si valuta anche tu. Sì, è spento, è spento. sì, no, non si è spento. L'hamburger deve avere una particolarità, non so, percentuali di grasso. Noi abbiamo un 20-25% di grasso. Essendo che prodotti che produciamo noi, automaticamente lasciamo un po' di grasso, giusto perché quando lo cuciniamo alla piastra, adesso abbiamo cotto il forno, ma quando viene cotto la piastra, crea quel, scusate per il termine, unto che piace. Beh, chiaro. Ci vuole, eh? Sì, un po' di grassetto, un po' di vuole. untosità in un panino, Sì, chiaramente, è sempre gradevole. Anche perché nei tuoi locali fai tanti panini, no? Quindi sei abituato a avere l'unto, come dici, no? Ecco, questa è la cipolla. Questa è la cipolla, che è stata solo cotta alla piastra con un po' di aceto. Ah, è stata cotta alla piastra, Sì. quindi io pensavo che venisse usata cruda, non avevo capito bene. Anche E qui quindi qua, l'aceto. sì. E quindi qua richiamo chiaramente di profumo alla cipolla anche la reazione di Maillard, no? Giusto. Che praticamente questa tostatura dà dei gusti che comunque non sono presenti, diciamo, negli Maurizio, alimenti. Sì. Che vinello ci metteresti? Qua sarebbe, innanzitutto provarlo. sarebbe sempre da assaggiare, no? Comunque qua penso che con una grassezza, insomma, abbastanza importante, con chiaramente anche una bella pastosità data dall'hamburger, eccetera, io userei quasi un rosso, diciamo, con la carne, no? Magari non un certamente. rosso barricato, ma magari un rosso fresco, leggero, e magari non particolarmente magari invecchiato, un qualcosa di molto giovane. Sei preparato anche sull'abbinamento dei vini? Dei vini? Eh. Non l'ho pensata, No, sono sincero. però Essendo adesso- che ho tutte birrerie, Infatti, prenderei è più più una facile. Marfi rossa. Volevo spezzare una lancia e dire che io con quel panino una bella birretta. Vedi. La berrai. L'hai conquistata. Ma la birra è banale, no? La birra è banale. Ma te cerchiamo credo, magari- tu cosa devi dire per forza? Senti, l'hamburger è
pronto? Giusto? Ok, quindi alla fine vedi che ci siamo coi tempi, perché sono 4 minuti ancora di tempo. Mi pare che sei bene con i tempi, sì. perché era un po' preoccupato lui. No, beh, è bello rilassato. È bello rilassato. Grazie mille. E ti dirò che lavora anche bello pulito. Sì. Cioè è molto Sì. ordinato, molto preciso, è un piacere vederlo. È sul pezzo, come È si sul dice, no? pezzo. Sembra quasi che lo faccia di mestiere. Lui non ha optato sul formaggio, No, Linda? infatti per me sai che è quasi un colpo al cuore. Me ne farò una ragione. Mancherà quel po' di cremosità. Che Esatto. magari... Beh dai, 4 minuti e 20. L'hai provato questo panino tu? Hai provato questo panino tu? Sì, sì, sì. L'hai assaggiato? L'ho assaggiato Più volte? con i miei collaboratori. L'abbiamo hanno modificato detto? un po' di volte. Ah, ok. Ma è un panino che adesso avete in menù o è stato No, fatto apposta? è stato creato apposta. Ok. Potrebbe entrare in menù, no? Magari da stasera. Da stasera Sì. devo formare i ragazzi. Quindi ancora mela? Ancora mela? Un strato di mela. La mela è stata passata anche un po' nel limone? No, lasciata per- originale. Originale. Mettiamo giusto un po' di mela perché così aiuta sul palato nel momento che si mangia la parte superiore. Molto bene. Leggo che è mela d'agricoltura biologica. Sì. Hai usato una mela particolare, è una golden piuttosto che... È una golden. È una golden, ok. Ok. 3 Giusto. minuti e 29, ancora cipolla. Quindi sono Giusto due un strati. pizzico. È uno strato, è fatto a specchio praticamente. Sì. Sì. Ah, sì. Con l'hamburger nel mezzo. Esatto. Però non so, metti ancora valeriana o no? No, no, no. Ah no. Quindi è quasi terminato. Bene. 3 minuti ed è praticamente pronto, a meno che tu non decida di impiattarlo in un modo diverso, insomma valuta tu come fare, visto che hai anche ora 2 minuti e mezzo. È stato buoni. velocissimo. Sì. Il bello è che lui era preoccupato in Ma anch'io. in preparazione perché di puntata, invece no. sai che mi preoccupo, no? Dei nostri concorrenti, temo sempre che sforino, eccetera. E invece devo dire che è stato veloce e preciso. Sì. Molto Ecco, bene. Ecco, dà la possibilità di provare la maionese anche fuori. Se qualcuno... Beh, penso che qualcuno che voglia abbondare, magari oltre che a essere un aspetto che chiaramente così visivo, piacevole, si può intingere, no? Il pezzettino di panino magari rimasto quando c'è poca Fare un po' di maionese. scarpettina. Un Esatto. po' di scarpettina, no? Della serie non ho capito bene, un attimo. Mi è chiaro. Sono due impiattamenti diversi. Sì, in realtà il panino da guardare è quello nel piatto nero. Sì, infatti lui sta preparando il piatto, quello che poi verrà fotografato Ah, ho capito. in questo momento, mentre gli altri piatti sono i vostri, quelli che assaggerete. Francesco, il food cost del panino, perché dobbiamo tener conto anche Allora, il di food quello. cost siamo attualmente, essendo che sono prodotti tutti della catena agroalimentare, io sono Friuli Venezia Giulia, quindi sono prodotti nostri, Sì. siamo su 2,80 €. Beh, ci stiamo. È una cosa interessantissima questa, no? Perché pensiamo, valorizziamo i prodotti del territorio, diamo una mano alla nostra economia e oltretutto rientriamo anche nel food cost, no? Perché la filiera è un pochino più corta. Non è male, eh? Non è male, no? No, è una valutazione da fare e a cui pensare. E infatti nei tuoi locali prevalentemente ci sono prodotti di Sì. Io sono Friuli Venezia Giulia. Tutto è nato perché ancora prima che nasceva il marchio, il discorso mi sono reso conto che andando nei nostri territori, Sauris, Sappada e via dicendo, Certo. abbiamo prodotti eccezionali che però magari non ci rendiamo neanche conto di averli. Sì, Quindi sì. ho puntato di creare tutti i panini che abbiamo nei locali con prodotti della zona, Bravo. Sì. dando il sostegno economico anche alle aziende locali. E anche il contatto diretto col produttore. Mi permetto adesso... Vai, vai Francesco.
I nostri 3 giudici hanno assaggiato il panino di Francesco. Annalisa, che cosa ne pensi? Allora, devo dire questo, ovviamente mi è piaciuto e l'avrei anche volentieri finito perché era proprio un buon panino. Se poi tengo conto di quello che Francesco mi aveva detto durante il coaching, cioè che sono 10 anni che non cucina, devo dire che la mano non l'ha persa. È un panino buono, hai fatto un bel lavoro con la cipolla, non me l'aspettavo così croccante. Hai mantenuto una delle peculiarità della cipolla di Cavasso, cioè la croccantezza, l'hai mantenuta pur cuocendola inalterata. Ha un difettuccio, insomma, poi sai, noi siamo qua anche per giudicare, quindi un pochino tocca. Io ci avrei messo un po' meno di dolcezza. Si chiama poesia di Cavasso ed è tutta una dolcezza, ma magari forse avresti potuto usare con una mela un pochino meno dolce, perché le golden sappiamo che sono mele comunque dolcissime. Una mela un pochino meno dolce, no? Una Granny Smith, una Pink Lady, avrebbe forse dato, no? Un equilibrio diverso e una valorizzazione migliore degli ingredienti ottimi che tu hai usato. La nostra assaggiatrice ufficiale di formaggi, che cosa ci dice invece del panino? Allora, io la prima cosa che ho fatto quando ho aperto questo panino, oltre a guardarlo, come guardo di solito la forma di formaggio quando la apro, l'ho annusato. Profumo meraviglioso. Il pane, complimenti, perché è vero che c'era tanto pane, ma meritava di esserci perché ha un profumo spettacolare, questa crosticina croccante, fantastico, e questo profumo veramente ti invita già con il naso a volerlo assaggiare, e c'è questa estrema dolcezza, quindi lo trovo un panino, se mi concedi, molto femminile. Per me è proprio un panino da donna, quindi è proprio una poesia, e sappiamo che noi donne siamo romantiche, quindi non è quel panino maschio rude, ma è proprio un panino dolcissimo e delicatissimo. Concordo sul fatto che forse una leggera spinta sull'acidità ci stava, e se devo proprio trovare un difetto è anche secondo me la mela. Io la prima cosa che ho pensato è che l'avrei tagliata più sottile, quindi ad esempio con un pelapatate, in modo che si amalgamasse di più con tutto il panino. Per il resto io, se lo metti nel locale lo scelgo. Il panino era molto buono, sicuramente costruito molto bene, goloso, decisamente goloso. Anch'io, se posso dire, sì, forse nel complesso mancava un po' di acidità, che poteva essere appunto data magari da una mela diversa, o magari da un po' più di succo di limone, o non so, di aceto nella maionese, proprio per dare un po' più di forza, a me che sono un uomo, che mi piacciono magari cose un po' meno, sì, penso di essere uomo. È molto buono comunque, la cipolla è stata valorizzata benissimo. A me per esempio la mela un po' più grossetta non è dispiaciuta, anche perché sono un amante del crunchy, e quindi sai, sentire un po' questa crosticina del pane e anche magari quel pezzettino di mela che un po' scrocchiava mi ha dato comunque sì, una bella sensazione. Comunque complimenti. Sono sereno di come è andata. Ascolterò il consiglio dei giudici, inserirò il panino a fianco al nostro norvegese, che è il cavallo di battaglia delle donne, il panino per le donne. Inseriremo la poesia di Cavasso, quindi che vinca il migliore adesso, e aspetteremo. Siamo pronti per conoscere il secondo concorrente, che porta davvero un panino molto particolare. Conosciamolo. Ciao, sono Giulio del Gigis, ho un locale a Jesolo Paese dove facciamo cucina messicana. Io e la mia ragazza abbiamo aperto poco prima della pandemia. Arriva da Jesolo Giulio Gragnoli del Gigis. Vieni Giulio. Buonasera. Ma dov'è il pane? È sparito il pane? No, c'è. Non ho un pane, non abbiamo il pane, ma abbiamo una tortiglia di mais. Per quello. Fallo vedere però anche alla nostra giuria e ai nostri telespettatori. Vedi, per quello ho detto panino particolare. Che si chiama il tuo panino? Bubba Gump. Ecco. Abbiamo preso l'ispirazione dal film di Forrest Gump. Giusto, giusto. Bene, iniziamo con la preparazione, 10 minuti di tempo, ce lo racconti, ci dici anche gli ingredienti. Iniziamo a scaldare il guanciale appena scottato. Ok.
Qui la cipolla ce l'hai fritta. La cipolla l'ho già fritta precedentemente. Poi il guacamole, Ho preparato un zucca. guacamole con la cipolla di cavasso, Ok. condito con del sale. Poi il gambero scottato e la zucca. Ma c'è anche il formaggio. Ci abbiamo un formaggio fresco che facciamo noi nella nostra attività. Infatti, ho letto. Se vuoi cerchiamo Casari, se ti avanza un po' di No, tempo. non sono così esperto, non sono così esperto. Però è interessante questa idea. Come mai? Allora, è nata con la mia ragazza, abbiamo visto sinceramente in internet una ricetta di una signora messicana Ah, che metteva in una pentola 2 litri di latte, li portava a una temperatura di 86 gradi. Non facciamo altro che mettere 40-50 ml di aceto di vino bianco, Sì. si separa, si forma il caglio, noi non andiamo altro che a metterlo in un colino, quando si raffredda lo strizziamo, un po' di sale e si sgrana facilmente e lo usiamo come è molto buono, ma anche il tacos è uno di quei piatti che è molto importante il colore. Ok. I sapori, i colori del Messico sono molto importanti. Diciamo ma che dov'è oggi adesso che volevo vederlo? è qui. Ah, è lì, scusami, non lo vedevo. Sì, è una specie di ricotta. Oggi insomma, non ho però- portato proprio un Sì, si tacos presenta. messicano al 100% perché ho voluto fare un tacos un po' più delicato. Fantastico, perché a The Best Sandwich insegniamo anche a autoprodursi il formaggio. Chissà Linda cosa dirà però a questo punto. Beh, dai, ce ne facciamo belli. Sale, poi? Un po' di sale, un po' di pepe e nient'altro sul gambero. Ah, volevo dire che nel guacamole Sì. ci ho messo anche il lime che è fondamentale, non l'avevo detto prima. Certo. Anche dei pezzettini di pomodoro? No, No, perché so che ci sono in vari... genere anche nel mio locale lo metto sempre a parte. Però nel Servo forno, il- cos'è nel forno? Nel forno abbiamo la zucca. Ok, la zucca. È arrivato il momento. Di scaldare la tortiglia, 100% mais. È prodotta Quindi è un- da esatto. voi la Produce tortiglia? il tuo- No, o- non la produciamo noi, non ho ancora un laboratorio, è il mio obiettivo. Fai il formaggio, non fai la tortiglia. Lo so, è molto più complicato, è molto più complicato perché Qualcosa fare una non mi tortiglia torna. come fanno in Messico si chiama nixtamalizzazione, è un processo un po' difficile, ci vuole tempo, ci vuole un laboratorio, perché il mais viene messo in ammollo per 24 ore. Il giorno successivo viene separato il chicco, la buccia dal chicco e viene sgranato e si forma una pasta, no? Con questa pasta si creano delle palline che vengono schiacciate. Sì, ci e vuole anche cucinate, uno insomma. spazio per Sì. fare questo. Sì, insomma. sì. Sì, sì, non è una cosa così semplice. no. No. Ma poi bisogna avere anche proprio l'attrezzino da cucina sì, la per pressarle, per farle diventare sottili. Ci sono dei negozi di prodotti etnici che tengono anche la masecca, la farina, no? Che usano Sì? in La Messico. masa, sì. Sì, si chiama? Scusa, come hai detto? Masa, per Masa. fare la tortiglia. Io la chiamavo maseca, forse sbaglio, masecca o ma masa, sì, va bene. ecco, No, va bene così, va bene tutte e due. Però farle in casa, insomma, in maniera industriale, un po' Allora, duretta. lui adesso ha preparato, come ha preparato la zucca? È una zucca delica, l'ho cotta al forno per 40 quadratini? minuti, per Quadratini? 40 minuti con la buccia a 180 gradi. Dopo ho tolto la buccia, l'ho tagliata a cubetti, condita con del rosmarino, del sale. Non ho usato del piccante, voi vi aspettate qualcosa di piccante, ma invece Ecco. non c'è Non niente c'è di piccante. Non è piccante. Niente piccante. Quindi è un Non è prodotto da detto che il signora anche Messico è questo. semplice. Niente, oggi sei Oggi tagliato cade così. Oggi fuori. cade così. Ma la cipolla non la utilizzi nel tuo locale? Com'è la Molto, situazione? sì. In Messico è cipolla Ma no, di cavasso intendo. di cavasso no. No. Principalmente uso la cipolla di Tropea. E come l'hai trovata questa cipolla di cavasso? È stata Che comunque- un'impresa, non è stato facile. Noi Jesolo, un produttore per fortuna me ne ha infatti. trovata un po'. No, ma intendevo dopo averla reperita con difficoltà, immagino, perché comunque è un piccolissimo, è una piccolissima produzione, ma come l'hai trovata come tipologia di Sì, cipolla? un po' più forte. Ah, più saporita? Sì, molto buona. Forse proprio anche beh. l'artigianalità della produzione di Sì, queste cipolle. probabilmente sì, però
Se l'artigianalità e comunque anche i piccoli produttori vengono incentivati proprio dagli chef che cominciano ad acquistare il prodotto, magari anche la produzione aumenta e a quel punto diventa più facile trovarla. E No? penso anche 3 magari minuti e 30, meno giusto costosa per- anche, Sì. no? Perché Sì, chiaramente tutte chiaramente. le piccole produzioni hanno chiaramente questo Come questo vedete il handicap, tacos non è grande come può essere un panino o un hamburger, è più, un po' più piccolo. Food cost? Food cost qui siamo attorno a 1,60 €. Ah, quindi ottimo. molto, basso. molto economico. Ma compreso il gamberone? Compreso sì? il gambero, esatto, volevo chiedere la stessa cosa. Sì. Forse Ah, perché perché? ce ne va. E come grammatura? Del gambero? No, del totale complessivo più o meno. Perché prima parlava di 120 grammi del panino. Beh, sicuramente c'è una quantità Sì, in molto totale, diversa. quando- La quantità è diversa, infatti. Non te lo ricordi? Beh, ma anche Beh, comunque riuscire sono a paragonare un tacos con un panino, cioè sono sì. cose Diciamo, difficili. esatto, Sì, per quello è un questo pasto volevo dire, sostitutivo, il tacos questo è sono un due piccolo bocconi antipasto. perfetti. Possiamo mangiarlo anche tutto. Insomma, ne mangi 2, dai. Ecco, sì, anche due a tre. testa. Anche 3. Sì. Abbondi tu. Diciamo che il tacos è il boccone perfetto. Sicuramente molto molto colorato. Come Sì, detto. Bello, sì, sì. molto bello. Vederlo da qua, anche molto Ecco il appetitoso. formaggio. Oh. Attenta Linda, Attenzione, attenzione. Io infatti sono curiosissima di sentire poi Linda cosa ne È penserà. rischioso allora, eh? No, potrebbe essere anche a tuo favore, perché sei l'unico che lo utilizza il formaggio oggi. E per finire, Eccola. la cipolla fritta di Cavasso. Ma io invece sono curiosa di vedere come lo mangiate adesso. Il tacos Per quello sono in si scuro mangia io con oggi. le mani. Va Sì, piegato a metà, no? Giusto? No, va piegato. Piegato a piega. Sì, metà. sì, piegato, ho capito Ma tagliato. lo pieghi tu adesso o lo devono No, piegare loro? ve lo piegate. Ah, vi arrangiate. Ognuno se lo piega. mamma mia. Questo è il vostro Veramente, test. aiuto. Quindi giudici giudicati su come Sì, sì, no, piegheranno oggi il è tacos. giornata. C'è un tutorial su come piegare i tacos. Io potrei farmi del male. Pronto allora? Che spostiamo. Giulio, bello. porta pure il tuo piatto ai giudici. Giulio, i 3 giudici hanno assaggiato il tuo panino, comunque la tua proposta di panino. Partirei da Linda, perché nel tuo panino, o comunque nella tua proposta c'era anche il formaggio, Linda. Beh, allora Giulio, che dire, ti rinnovo i miei complimenti per il fatto di voler mettere le mani in pasta in un ingrediente come il formaggio. E ovviamente in una versione casalinga, giustamente, il risultato è un risultato sicuramente di un qualcosa di molto semplice a livello gustativo aromatico, quindi mi avresti ulteriormente stupita se ci fosse stato una nota aromatica diversa, una sorta di stagionatura, allora veramente ti chiedevo di mandarmi il curriculum. Allora no, per quanto riguarda il tuo tacos, meraviglioso, anche abbastanza insolito per quello che è magari un abbinamento tradizionale che poteva essere quello della cipolla. Ti faccio i complimenti su tutto, sull'aspetto, sull'equilibrio, sulla proprio complessità, sul fatto che comunque nessun ingrediente andava oltre, ma sì, c'era un grandissimo equilibrio, ecco la parola giusta. L'unica cosa, ecco, per quanto riguarda il formaggio, se posso, e non so quale fosse il tuo intento, però rimane comunque tra tutti gli ingredienti quello più delicato e quindi quello che ha quasi una nota decorativa. Non ha una nota, quindi Sì, è forse più decorativo che... ti vedi, mancava il conferma. bianco e lo fai con il formaggio. Un suggerimento così che
magari io te la lancio come proposta, provare a fare la stessa formaggio, non so se già lo fai, con del latte di capra. E quindi dare quella nota, con un formaggio così fresco, così cremoso, dare quella nota animale un po' più spinta, che potrebbe lasciare questo ingrediente non solo come decorativo, ma anche con un suo carattere che secondo me in questo caso ci avrebbe dato una spinta in più. E direi che il piatto bellissimo, cioè si presentava molto bene, era molto, diciamo così, goloso dal punto di vista anche ottico. L'ensemble dei gusti era perfetto, a me è piaciuto molto. Mi sono anche divertito a assaggiare tutti i vari ingredienti separatamente, no? Così anche per capire. Difatti sono d'accordo con Linda, il formaggio non dava il suo spunto, però tutto il resto si legava perfettamente bene, diciamo non c'era l'impronta del formaggio, ma comunque era un piatto molto 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 appetitoso. Io dico bravo Giulio, che hai fatto un ottimo lavoro, perché insomma i piatti parlavano da soli, perché i tuoi tacos ce li siamo pappati tutti e ne siamo tutti soddisfatti. Sei uscito un po' dagli schemi e secondo me questa cosa premia perché hai fatto un bel lavoro di ricerca, perché credo che l'abbinamento non sia stato per niente scontato e probabilmente l'hai provato più volte questo tacos. Mi è piaciuto l'utilizzo della cipolla, perché l'idea di friggerla in un tacos che comunque aveva una consistenza morbida ha dato la nota crunchy, ma mi ha fatto anche sentire tutta l'intensità aromatica della cipolla di Cavasso. Che dire, speriamo sia andata tutto bene, e speriamo di vederci il prima possibile e viva Messico! Ed ora siamo pronti per conoscere il terzo concorrente. Lui non è una new entry, andiamo a vedere. Ciao, sono Rudy da Rovere d'Empiano, titolare del Caffè Municipio, storico bar al centro del paese, del nostro splendido paese, dove c'è una piazza meravigliosa. Sono qua di nuovo per mettermi in gioco di nuovo, per confrontarmi con colleghi bravissimi e soprattutto per avere di nuovo la grande visibilità che abbiamo avuto da questo programma, perché mi ha fatto vendere tanti panini. Ritorna e mi fa piacere rivederlo, perché con lui ci si diverte sempre. Rudy Tramontin, vieni Rudy. Ci si diverte, no? Sempre. Buonasera a tutti. Ciao, bentornato Rudy. Mi dici tu come si chiama il tuo panino? Allora, il nostro panino si chiama Cigole Intense. Che cigole è un po' un gioco di parole per il friulano, la cipolla. Certo. Insomma. Assolutamente. Allora, pan focaccina, facci vedere la focaccina. La nostra focaccina. Partiamo con il tempo. Di patate, fiocchi d'avena, un nostro cavallo di battaglia per i nostri panini, diciamo che facciamo nel nostro locale. La cipolla non manca, poi la trota Regina di San Daniele. Sì. Formaggio Crescenza, arancia, mirto, valeriana, olio del Garda, crema di formaggio, giusto? Sì. Per salsa e curcuma. La crema di formaggio e la crema viziosa che l'accompagniamo al panino. Diciamo, l'accompagna. Sì, l'accompagna a parte, insomma. A parte. Però la crescenza viene messa dentro il panino per dargli, diciamo, un certo contrasto con la nostra trota, che è una trota affumicata del nostro San Daniele. È un panino quasi interamente dedicato al nostro Friuli, con la nostra grande cipolla di Cavasso, dove è nato mio papà, insomma, che ha esercitato il pane. Adesso gli diamo una scaldata. Ecco. Metti qui il cestino, così il tuo piano cottura è a posto. Poi abbiamo scelto di fare, questo qua, partiamo da un panino che abbiamo costruito nelle passate edizioni. Questa volta abbiamo scelto la trota Regina di San Daniele, perché è un prodotto veramente unico nel suo genere. L'abbiamo marinata con l'arancio e con l'olio del Garda, per dargli, diciamo, quella sensazione di freschezza. Cipolla cruda? La cipolla la mettiamo a cruda, abbiamo scelto a cruda perché questa cipolla è talmente fantastica che la riesci a mangiare a crudo, perché gli dà la croccantezza all'interno del panino. E poi la valeriana per dargli la freschezza, e la crescenza, che è un formaggio molto fresco,
con una stagionatura breve, però io gli ho fatto una modifica, gli ho messo un po' d'olio e del mirto dentro. Aia. Linda ha fatto la modifica nel formaggio. Oh, Bravo. gli abbiamo messo il mirto perché è una nuova spezia che mi sono innamorato di un viaggio che abbiamo fatto in Sardegna. Quando lui si innamora delle Io e la mia spezie. Anna abbiamo fatto un bellissimo viaggio in Sardegna e ci siamo innamorati di questo mirto. L'ho comprato in polvere e praticamente ricorda un po' il balsamico, un po' il rosmarino, ma non è diciamo forte come rosmarino, però. Leggermente diciamo più. Insomma, ti eri intanto innamorato della curcuma, adesso del mirto. La curcuma l'ho messa dentro. C'è. La salsa viziosa che l'abbiamo fatta. La salsa sempre con tutti i tuoi amori in una salsa. La salsa la usiamo sempre con un formaggio fresco, spalmabile, che lo usiamo nelle nostre attività. E la cipolla gli abbiamo fatto una bollitura molto intensa per togliere, diciamo, la croccantezza, proprio stufarla. Una volta che l'asciughiamo, la mettiamo all'interno del nostro, adesso non mi viene in mente, nel mixer e la frulliamo assieme sempre al mirto, olio, un pizzico di sale e un po' di curcuma dentro. Non manca la curcuma. Senti, invece il pane mi sa che è già scaldato. Adesso vediamo il pane. Scusa Rudy, la trota è quella affumicata? Sì, trota affumicata. Sì. E quanto costa questo panino, il food cost? Sui 3,50 €. Quindi quello più tirato. tra i tre. Sono i prodotti che fanno la che differenza. ci sono dentro, no? Adesso iniziamo a preparare il panino. Quindi strato di crescenza da un lato, ok, anche dall'altro lato. Bello generoso con le dosi. Sì, lui è generoso con le dosi, un po' con tutto, no? Dico anche l'amorosa. Vabbè, un panino deve essere goloso, altrimenti. Insomma, quando si va al bar è molto importante avere un po' di golosità, diciamo, certo, no? Avere un po' di qualcosa di sfiziosità. sostanzioso. E tu ce l'hai sempre fatto notare, no? Sì. Cioè, tu Non lesina gli ingredienti, Rudy, no. Devo dire che questa trasmissione, dopo parecchi anni che la frequento, mi ha portato anche, diciamo, un po' di fortuna perché dà molta visibilità, diciamo, al nostro locale, soprattutto. Bene. E insomma ci aiuta a vendere. Dopo qualche panino magari negli anni scorsi non è venuto bene, però abbiamo avuto un grosso successo con un panino dell'anno scorso, che anche in una sola giornata abbiamo fatto anche 100 panini di questi qua. Il famoso più greco. Quindi l'hai tenuto in menù, immagino. Sì, ma anche questo lo terremo in menù perché è molto fresco. Trota. E nessuno si lamenta della cipolla, magari se viene a fare il pranzo a mezzogiorno? Ma dipende, perché l'altro giorno un nostro cliente gli ho preparato un brunch, perché noi facciamo all'interno del nostro locale facciamo anche il brunch e aveva una riunione nel pomeriggio da fare e mi ha detto che ha dormito quasi tutto il tempo. Perché, insomma, però è andato via soddisfatto. Guarda, io adoro ma non era colpa della cipolla. Ma no, sì. molto colorato, molto bello anche questo panino. Beh, il colore è molto importante perché i colori della natura arricchiscono il nostro senso per un attimo di piacere. Insomma, questo è la cosa fondamentale. Ma basta cipolla o ne metto? Adesso ne mettiamo ancora un po'. Ne metti ancora? No. Adesso cerchiamo di chiudere il panino. Tu l'hai provato questo panino? Ma certo, quante modifiche? Tra una bolletta della luce e l'altra l'abbiamo provato. Insomma. Perché adesso bisogna far così. Perché lui è tutto a crudo, no? Tutto a crudo, giustamente, sì. così Tutto a si crudo, risparmia. Sì. Beh, chiaro, bisogna anche guardare quelle cose lì. Sì. 2 minuti? Sì. Sì, ma ce la fa. Adesso volevo prepararlo tagliato per voi. Ve lo taglia, che guarda che gentilezza. carino. A 4 addirittura? Sì. Beh, bisogna essere sempre pronti nel lavoro perché Ma tu sei sempre pronto il però, cliente, è pronto a tutto sto uomo. è molto esigente. Vede, lui ha notato che noi comunque lo tagliamo per vedere com'è la composizione interna, eccetera, e ci porta già avanti e ce lo presenta già porzionato. Bella Sì, idea. sempre preparare bene le cose perché l'occhio vuole la sua parte. Tu sei un esteta.
Ah, sì. Beh, Cerchiamo di carino mettere- però così, no? Tagliato. Sì, anche come impiattamento. Sì, bello. sì, sì, sì. Bellissimo, Bello. complimenti. Caro Rudy, sentiamo i giudici. Partiamo da Annalisa. Buonissimo Rudy. No, beh, Rudy, devo dire questo, che è sempre molto attento anche è una cosa che ho notato di lui anche nelle precedenti edizioni di The Best Sandwich, è sempre molto attento alla valorizzazione del prodotto. Bisogna dire questo, la cipolla di Cavasso, Castelnovo, anche quella della Valcosa, è una cipolla dolce che dà il meglio di sé a crudo e in purezza. Ed è quello che lui ha fatto e in effetti l'intensità e la qualità aromatica di questo panino erano a livello top. Ottima la consistenza, bella la cromaticità, bello vederti anche lavorare perché comunque si vede che insomma lo fai quotidianamente, lavora molto bene, lavora pulito, un ottimo panino. Un panino che vi consiglio di andare a mangiare. Cosa ne Che pensi? dire, allora io innanzitutto quando ho letto gli ingredienti mi aspettavo di trovare il mirto liquore, quindi ero già curiosa, invece mi ha stupito ed effettivamente anche il mirto di cui Rudy si è innamorato nella salsina era eccezionale. Quando ha descritto la cipolla a crudo con una trota Regina San Daniele, mi aspettavo quasi quasi che la cipolla potesse coprire un prodotto delicato come la trota e invece era perfettamente in equilibrio, cioè si amalgamava benissimo e il tocco finale dell'arancio meraviglioso. Per me il punteggio più alto è sulla preparazione. Lo spalmare la crescenza mi è piaciuto veramente tantissimo. Anch'io ero un po' preoccupato, devo dire, dalla presenza appunto della cipolla cruda, ma coprirà, non coprirà, invece devo dire che è stata una scelta forse azzeccata, sì, probabilmente è stata proprio la scelta azzeccata, perché in abbinata appunto con la trota dava veramente una bellissima complessità. Ecco, avrei messo magari, perché nel panino c'era qualche pezzettino che mancava d'arancia. L'arancia dava un tocco di pulizia e di freschezza che comunque noi l'abbiamo valutato per quello che era, per l'amor di Dio. Abbiamo finito questa splendida puntata dove mi ha visto di nuovo in gioco assieme a dei grandi colleghi, dei bei lavori. Speriamo di avere, anzi sono abbastanza contento di quello che ho fatto e insomma vi aspetto nel mio locale. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, difficile per i nostri giudici, possiamo dirlo, perché erano tutti e tre panini molto interessanti e infatti alla fine è la matematica che porta a un vincitore. Per fortuna, Annalisa, Per fortuna, no? perché altrimenti dovevamo tirare la monetina. Qui è la somma che dà il risultato e qui parliamo di un risultato matematico. Devo dire che io, panini buoni, come stasera difficilmente ne ho mangiati, cioè in questa trasmissione ho mangiato sempre panini molto buoni, e lì ma tutti e tre erano buoni, cioè ognuno aveva un suo perché, tre bei lavori, tant'è che dispiace penalizzarne due, ma il gioco è questo e quindi è uno che va avanti. Quindi ti consegno la busta. Ufficialmente la busta, dove partirei dal terzo classificato questa volta con 125 punti, conquista il terzo posto il panino
Poesia di Cavasso di Francesco Dalle Crode. Quindi Cavasso. Era una puntata molto difficile questa. E quindi la sfida è tra voi due, cari Giulio e Rudy. Sono 5 punti di distacco tra i due panini. Il secondo 137 e il primo 142. E a vincere questa puntata è Cigole Intense di Rudy Tramontin. Sei come l'Udinese. Ah, hai visto, Rudy? Linda, davvero difficile, vero? Difficilissimo, ragazzi, veramente. Allora, questa, come dicevo, io di formaggi ne ho giudicati tanti. Fare da giudice è difficile tanto quanto fare il concorrente, credetemi. E ho detto, se questa è la prima volta, ho detto è sempre così, perché io veramente non sapevo a chi dare la vittoria, perché erano 3 panini fantastici. E poi uno diverso dall'altro. Dalla carne, la tua carne spettacolare, aiuto, ecco, mi si è emozionato anche il telefono, carne spettacolare, il tacos pazzesco, e poi Rudy, devo dire che un po' il punteggio è stato dato dal fatto che forse l'unica discriminante era la valorizzazione del prodotto che era il protagonista della giornata, quindi è stato l'unico fattore, perché se avessimo dovuto giudicare i panini per quel che erano, ragazzi, veramente da monettina, quindi sì. bravi. Stavamo qua tutta la notte. Sì, no, veramente, perché mi diceva che non è sempre così e quindi mi ritengo di essere stata fortunatissima e con anche la mia pancia ringrazio, perché veramente Maurizio, buonissimo. ma che vinello metteresti nel panino di Rudy? Nel panino di Rudy questa è una bella sfida, perché la cipolla è molto intensa e molto lunga, il pesce dà questa grassezza. Metterei forse quasi una bollicina, magari una bollicina metodo classico, magari particolarmente con, non so, un 36 mesi di presa di spuma, cioè deve essere una bollicina intensa, perché sicuramente il panino era spallato, insomma ha bisogno di un vino che lo possa sostenere. Senti, tra le due donne sei d'accordo, giusto? Sì. Io sono sempre d'accordo, specie con mia moglie, ma con qualsiasi donna. Comunque è vero, sì, abbiamo condiviso tutto, effettivamente la discriminante forse è stata proprio questa, no? La miglior valorizzazione, perché siete stati tutti e 3 bravissimi. Molto bravi. Complimenti. Bravi. Complimenti ragazzi, Rudy tu ritornerai. Ringrazio Annalisa, Linda e Maurizio per essere stati in nostra compagnia, ringrazio Giandomenico Ricci, Francesco Snidero e grazie a voi per l'attenzione, ci vediamo alla prossima puntata del Best Sandwich.